Buongiorno a tutti amici di Matto Scacco, Ciao a eccoci qui tutti. in una nuovissima puntata del Missione 1500 punti, ormai siamo quasi a 1150, stiamo andando veramente veloci, sparati come un treno, sono molto felice, Patrick molto diligente, devo dire la verità, devo essere Tanto lavoro a onesto. casa. E quindi bene, 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 bene. Vi ricordo che se avete bisogno di scacchiere così belle come queste, le trovate sia su Matto Scacco, ma soprattutto su reame.eu, dove trovate scacchiere bellissime. Vediamo se il videomaker le farà comparire in sovraimpressione. Sono veramente, veramente, veramente tanta roba. Ma direi di iniziare subito con la puntata di oggi. Andiamo che son Patrick, come carico. ti senti? Ti senti in forma? Carichissimo, non vedevo l'ora della puntata di oggi, quindi Ok, non vedo l'ora di ok. iniziare. Ok, ok. Più Bene, che altro allora. devo recuperare l'ultima partita che ho fatto, quella cappellata che ti giuro mi continuavo già, dico: "No, che babbo". Quindi Succedono sempre queste cose e fa parte veramente del gioco, ahimè. Allora, io andrei a stato un po' vedere arrogante. 2 esercizi di tattica che ho preparato per oggi, giusto per Okay, rimanere un po' allenati con l'occhio tattico. va bene. Durante la settimana tu ogni tanto fai qualche problemino o ti concentri più sul giocare? Allora, tendenzialmente sì, però come non so se ti ricordi ho avuto il problema con i denti e quindi purtroppo questa settimana e anche le successive alla fine ho scoperto di avere un po' di problemi in bocca Okay, e okay, quindi c'è sarà okay. tutta la pianificazione col dentista, quindi di solito sì, li faccio, rispondendo alla tua domanda. Però questa settimana non li ho Okay, no, fatti. no, Tenderò a farli, era cioè il di cercherò solito che mi di interessava. solito sì, di solito sì, di Okay. solito li faccio. Allora, ti condivido subito lo schermino Sì, di questi 2 esercizietti che ho preparato per te, ed eccoli qui. Allora, sono 2 esercizi di tattica dalla serie il bianco e il nero muove, trova la soluzione vincente. Questa è la posizione, è un esercizio di tattica, mossa al nero, vediamo un po', pensaci anche un attimino, se vuoi pensarci ad alta voce così ci coinvolgi tutti nei tuoi ragionamenti. okay, mossa al nero. Allora vedo un cavallo lì che è non è in presa, ma è sospeso. Il mio pure, quello nero. Non abbiamo gli alfieri entrambi non abbiamo l'alfiere campo chiaro, quindi alfieri, dello stesso colore. Ehm, Quell'alfiere non è veramente bloccato perché tanto la regina è difesa dalle torri. No, l'alfiere bianco. Ah, okay, okay. Se non ci fossero state le torri c'era un'inchiodatura. Ah, okay, okay, okay. Relativa, non assoluta, però. Allora mossa al nero. Mh. Ci sono okay, ho visto benissimo che hai visto subito un cavallo sospeso, quindi quali sono quelle cose che ti possono far capire che qui ci può essere della tattica? Ehm, Aspetta, ripetimi la domanda. Quali sono quei fattori della posizione che ti possono far dire: "Secondo me qui c'è della tattica"? Sai, no, il famoso sesto senso dello scacchista. C'è qualche elemento della posizione che ti fa aguzzare l'ingegno o ti sembra una posizione ultra tranquilla dove non ci sarà mai nulla? Allora, cioè più che altro vedo qualcosa, però è solo nel senso io vedo che il mio cavallo nero potrebbe andare in E2, fare scacco, lì deve mangiar la donna e gli mangio l'alfiere, no, però, cioè, sembra chissà che cosa. Cioè poi c'è la minaccia sul cavallo, ma comunque la sta difendendo dalla donna. Il pedone, se non ci fosse la donna chiaramente che ha mangiato il cavallo, sarebbe in presa anche quello. Diciamo, io vedo solo il cambio di cavallo alfiere attualmente, solo che cavolo, dà un fastidio. Allora, vediamo se c'è la spinta di pedone F. Non mi fa la presa al varco, non cambia niente.
Ah, no, beh, forse ho capito. Penso è proprio difendere quella torre, che hai capito. Di 5, cioè donna di 5, e lì se sposti il cavallo chiaramente ti arriva il matto in G2, però cioè, difende quella torre, è finito. Quindi cosa può essere? Eh. E tu puoi mangiare anche in G2, il re si sposta, cioè fai un sacrificio di cavallo che poi dopo cosa ti serve? Niente. Alfiere in H4. mm. E riesco a vedere solo o donna di 5 o cavallo e 2. E hanno sbagliato entrambe, probabilmente. Ok, prima di darti la soluzione, voglio darti un piccolo suggerimento. Allora, quando si analizza una posizione, soprattutto in questi esercizi di tattica così, lo sai, no, la prima cosa che si vedono sono se ci sono degli scacchi, Eh sì, ed è quello lì. e l'hai visto subito. Se ci C'è sono delle l'altro, ma catture, dei cambi, delle catture, in genere la gran parte delle tattiche nasce da delle catture, degli scacchi, eccetera. E i pezzi sicuramente che andrei a esaminare sono il cavallo che è sospeso, ma c'è anche un altro pezzo, sto parlando di pezzi non di pedoni, c'è un altro pezzo che è debole, sai dirmi qual è? dovrebbe essere anche quello, anche l'alfiere. Anche È l'alfiere. difeso solo dalla regina. Bravissimo, perché non è sorretto da pedoni, quindi tutti quei Mm, pezzi che non sono sorretti da pedoni, anche se è difeso dalla regina, è considerato un pezzo debole, perché non c'ha il sostegno del pedoncino. sì. Quindi sicuramente succederà qualcosa a questi due. Adesso che ti ho dato questo mega indizio, vediamo se riesci proprio a trovare il modo di guadagnare proprio un pezzo. Ci sei andato molto vicino, eh? Cambio gli alfieri? No, perché mi mangio col cavallo. Ci sono andato molto vicino. Ah, sacrificio di donna. Donna mangia alfiere in D4. Se la donna rimangia, arriva il doppio. Yes. Ovviamente qui il bianco non rimangia, ma ha perso un pezzo. Eh sì, Quindi quando ha detto cavallo e 2, ha detto vai che l'ha trovata. In realtà c'è prima la cattura con la donna e poi cavallo e 2. sì, Giusto, sì. giusto, giusto, giusto. Quindi Eh, guarda sempre i pezzi sospesi, anche l'alfiere in D4 è un pezzo sospeso. Sui pezzi sospesi succede sempre qualcosa, quindi questa è la logica. Ovviamente fai bene a vedere prima scacchi e robe varie, eccetera. Bene, mm, andiamo al secondo esercizio. Mossa al bianco sto giro, quindi ruoto la scacchiera, mossa al bianco. Proviamo a vedere se troviamo anche qui la tattichina. Anche qui, come al solito, ti invito a vedere pezzi sospesi, praticamente Allora, tutti. torre C8, scacco, il re si sposta in G7, cavallo in F5, non può mangiarmi perché è inchiodato, gli mangio la torre. Bravo, bravissimo. Questa l'hai vista al volo. Ovviamente sei partito dallo scacco e ci sta. Sì, Era il G7 obbligato, inchiodatura, quindi questo pedone in realtà è come se non ci fosse. Cavallo F5, attacco doppio.
Bene, bene. Ecco, come vedi, questi esercizi, un po' come quello di prima, ci invitano ad aumentare la fantasia, cioè, quando vediamo un pedone difficilmente ci viene in mente di mettere un pezzo perché c'è il pedone, ops, Sì. difficilmente ci viene di sacrificare la donna su un alfiere come abbiamo fatto prima. Quindi fare questi esercizi ci aiuta ad aumentare la fantasia. Personalmente, parlo per me, quando faccio una ventina di minuti di esercizi tattica, poi faccio anche semplicemente delle brizze e gioco meglio. Gioco meglio perché è come se avessi veramente ampliato gli Di orizzonti. solito io non gioco invece, perché magari Okay, sono esausto. okay. Devo provarla. Però no, a me succede, quindi che inizi a vedere i pezzi, dici: "Ma se il pezzo va qui anche se c'è il pedone, ah cavoli ci può andare." Inizi a valutare anche robe un pochettino più diverse. Bene, e a questo punto andrei un pochettino a vedere invece il tuo profilo. Andiamo. Allora, non mi ricordo quando è stata l'ultima partita, ma non recente, almeno se non Eccolo erro. qui, siamo su un Infatti 3 giorni fa. 1152 di punteggio, grandissimo, andiamo per i 1200 Sì. e che sfilza di vittorie enormi, 13 mosse, 11 mosse, questi cos'è, li hai massacrati senza Mi pietà. sembra che abbiano abbandonato, se non è non mi ricordo cos'era successo. E siccome 52 3 mosse, giorni fa 59, queste ottime, ottime, e poi qualche sconfittina. Okay, allora ne vediamo qualcuna, magari vediamo più le sconfitte che son quelle che ci fanno imparare di più, ovviamente è bravissimo per questo che hai vinto. Allora, io vedrei questa partita, dimmi se la vedi. sì, Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Okay, qui eri il bianco col tuo Londra, mh-mh. qui tutto perfetto, cavallo Ogni tanto sto F5. facendo qualche morso di gelato. Vai tranquillo. Con sto caldo va bene tutto. Ah, okay, quindi ti sta attaccando qui. Ti sta attaccando qui e hai giocato donna C2. Hai giocato donna C2. Questa è quella persa? Credo sì, persa. Allora, donna Okay. C2 non mi fa impazzire. Eh sì, poi Perché? l'ho capito anch'io. Ah, okay, perché c'è questa Esatto. che ti costringe a perdere questa diagonale, ma soprattutto se giochi questa, ehm, a parte che questo non si può prendere che è difeso, ma Sì, comunque la sì, sì. regina non può mai allontanarsi da qui perché è tenuta Esatto. qui. Quindi non. Qual era qui la difesa migliore per difendere questo punto? Vediamo se riesci a trovarla. Penso che sarebbe stata la spinta, ma Mh. eh, Questa spinta cosa indebolisce? indebolisce C3. Bravo, bravissimo, indebolisce quindi se è possibile, poi se si fa, però se è possibile si evita. Forse D2? Mi sa che era meglio. Un pochettino più attiva perché poi qui la donna è un po' incastrata. Eh, io pensavo qualche scacco tipo donna A4, però poi ho visto che mi metteva o l'alfiere Sì, c'ha il o il tempo lui, sì. cioè perché poi dopo tanto metto dentro anch'io l'alfiere, però se c'è il cambio, perdo perché chiaramente ha 2 attaccanti e io un difensore. Non la vedevo, se no l'avrei giocata in partita. Il miglior difesa c'era spostare il cavallo, però comunque cade. Sì. Okay, se Eh, ti suggerisco donna in B3, come te ne pare? Hai ah paura di sì, questa? sì, sì, avevo paura di quella, solo che chiaramente Esatto, poi c'è prima il cambiavo cambio. io. C'è prima il Eh, cambio, esatto. sì, però dopo gli liberavo la colonna, gli toglievo l'alfiere, alla fine lui è vero che aveva l'impedonatura, ma comunque Sì, guarda lì che adesso bisogna struttura che capire se ha. questo sì, Ha una sì, struttura sì. pedonale molto forte, la colonna già libera che mi sta attaccando.
alla fine quell'impedonatura lì, se continua a spingere, mi va a togliere pure la mia struttura, quindi non la vedo così tanto debolezza. Infatti l'avevo vista, ma Ok, secondo me non secondo era me una vera qui difesa, ecco. facciamo un Cioè qui cavallo avevo di proprio 2, perso. arroccare il prima possibile, quindi le 2 torri si comunicano, e poi dopo puoi giocare anche B3, perché tanto dopo i cambi c'hai la torre tenuta all'altra torre, però secondo me così non era male. Ma comunque Sicuramente era meglio di quello che è successo. donna C2, alfiere 7, cavallo BD2, arrocco, E4, Sì, qui io sono andato e lui qui ha all'arrembaggio. spinto. Sì. Vabbè, non mi sembra male come sta andando. Cattura, non mi sembra male. Adesso c'è anche questo sotto. No, sai che non mi spiace per nulla. Ok, ora sta tenendo, sta mettendo un po' di pressione qui. Ok, vai per il doppio attacco qui sopra. Sì. B5 per difendere. Ah, ok, bisogna arroccare prima, perché mi sa che ti cade qualcosa. Già. Ma anche se ti cattura qui, alfiere F3 è devastante. Non l'ho vista, mi sa. Ok, vediamo Non cosa. so. Sì, ok, sì, Infatti forse hai non giocato. l'ho vista. Non l'ho Ok, vista. hai giocato in questo Mi sa che l'ho modo. vista dopo. Sì, l'hai vista Dopo che ho dopo, sì. arroccato ho detto, cavolo, cosa potevo fare? Donna F3. Eh sì, che è alfiere F3. Ok, qui è arrivato un doppio, è giusto, l'unica difesa. Ottimo. Ok, come hai fatto a perdere questa? Vediamo un po' cosa succede. Non mi ricordo, non me la ricordo proprio. Ok. Tempo scaduto. Ah, qui avevi 11 minuti, sei sceso a 0? Siamo un chiamato per fare qualcosa? Ah no, adesso mi ricordo. Il 23 era quando dovevo andare dal dentista, solo che io sono agofobico e ho detto, sai che c'è? Per rilassarmi gioco, solo che poi sono dovuto entrare e ho abbandonato. Sto Adesso mi sono malissimo. ricordato, sì. Sto malissimo. No, perché era una buona posizione questa. Ok, Ecco allora cosa era successo. questa non conta. Come superare la Vero, paura del lago? è vero. Sì, no, io sono agofobico a livelli atomici. Ok. Calore 6 e 5, la nostra licona. Ok, allora non l'ha ancora fatta questa, ma credo che la farà nel corso della partita, quindi la risposta è sempre la stessa, e infatti hai giocato così. Bravissimo. Ok, si gioca, bravo. Io qua mi ricordavo la struttura del drago, mi avevi detto. Bravissimo. Cioè, anche se non c'è all'interno dello studio di Lichess che hai fatto, però mi ricordo che me l'avevi spiegata. Ok, allora ti consiglio, prima di tirare fuori questi, l'ordine che ti consiglio è arrocchino subito, Ah, ok. e poi alfierino e poi cavalluccio, come ordine. E se ti può aiutare alla memoria, sono in ordine orario, cioè prima il re, poi l'alfiere, poi il cavallo. Sì, proprio sono già in ordine, dal re in poi. Esatto. È che io volevo sviluppare Ok. l'alfiere in F5, che mi piaceva molto. Solo che poi ho detto, ma lui mi tira giù il pedone. No, qui più forte, perché togliamo il controllo del pedone centrale. Ok. Ok, qui si è aperta questa diagonalona. È anche vero che abbiamo sotto il cavallo. Bisogna capire se facciamo in tempo a catturare tutto quello. Forse sì, ma ad ogni modo hai giocato un po' più prudente. Sì. E questa è bella. Questa è bella. Qui. Ok, allora qui ti sei fatto forse fregare dalla voglia di. Sì, potevo mangiargli magari il Esatto, cavallo. mangiare prima il cavallo, poi ci vuole la torre gratis. Così. Che qua c'avevo il doppio, però c'era l'alfiere. Vabbè, qui lui ha Infatti, sbagliato, l'ha anche gestita male. Ok, qui sei andato. Ah! già. Ok, è giusto che c'era questa diagonalona lunghissima. Già. Ok, però beh, hai grandissime prospettive d'attacco qui. Ecco, adesso mi Ok. ricordo che ho un vago ricordo, mi ricordo che alla fine si creava una posizione veramente tosta qua, che non riuscivo a Sì, capire che cacchio bravo. fare. Wow. Sì. Non hai Capito? scacchi. Sembra che non hai scacchi
non No, hai perché c'è scacchi. quel cavallo in C, c'è quel Non hai cavallo in scacchi. C2 che è proprio... E c'hai un attacco importante qua. Esatto, infatti poi dovrò andarlo a difendere con la torre, se non Sì, erro con la ci torre, vado. credo, sì, sì. Cos'è che succede? Donna B6, tornato lì. Era forse da valutare la spinta col sacrificio di cavallo. Forse così si vince, no? Perché poi può andare in B6. È difficile, eh? No, è Difficile. difficile, l'avevo valutata quella spinta, ma alla Ok, fine mi ricordo che non... non portava niente. Sì, poi forse la faccio lo Ok, stesso, ok. Ah, qui ho un po' di fortuna, si è ripreso i pezzi. Oh, buona. Mamma, che partita tagliente. Che partita tagliente. Tua regina è immortale. Dimmi che sei la tua promozione. Ma forse ho vinta questa? Sì, mi sa che l'ho Grande. vinta, sì. Allora, re contro 2 cavalli, questo è... Avevo troppi pedoni Qui in hai più. fatto un miracolo, eh. Credo che stessi Avevo meglio visto, avevo visto che avevo troppi pedoni in più e ho detto, allora, o è un gran No, ci maestro. sta, però sei stato bravo lui, cioè sei stato bravo tu e poco pratico lui nel gestire i 2 cavalli perché insomma... Guarda che i cavalli sono fortissimi, però devi saperli utilizzare Sì, molto bene bravo, in questa partita bravissimo, qua. Se non li sai bravissimo, utilizzare molto bene, in bravissimo, realtà sì. io preferisco avere tutti quei pedoni là che 2 cavalli e un pedone. Bene, rivediamo quest'altra dove sei il bianco di nuovo. Mhm. Sai che questa non è granché, lo dirò sempre 1000 volte. Sì, 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 solo che Perfetto. non so mai come punirla. No, no, non c'è... Al momento va benissimo così. Ok, 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 qui ti ha regalato un pedoncino subito al centro. Va bene, va bene. Sei stato molto bravo. Scusa, torno un attimo indietro. Qualcuno quando vede il cavallo qui gli viene voglia subito di prenderlo, però poi ci ritrova questo pedone qui in È che mezzo abbiamo che visto è la scorsa volta che è molto bravissimo, forte, quindi... bravissimo. Quindi a volte sti pedoni del Kaiser. Ok, bene. Allora, ok, occorre ancora arroccare. Ho visto che l'arrocchino non è proprio la tua priorità totale, eh? Ma perché so che comunque col sistema Londra o Sì, Colle si può anche si può aspettare un un attimo attimino. posticipare di leggermente. Però occhio, non posticiparlo troppo che poi... Ok, ok. Ok, sfondone. Lo sfondone è arrivato. Ok, arrocco lungo. Bene, 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 bene. Torri che comunicano, c'è pressione Mm. verso il re, c'è pressione a raggi X, hai il controllo della colonna aperta, giustamente lui te lo contrasta. Ok, qui ti ha fatto raddoppiare. Qui si è indebolito, questo credo che sia stato il suo errore più grande. Cioè questo è stato proprio il suo errore più grande. Vediamo se si potrà sfruttare in qualche modo. Sì, sì. Uh, Qui hai calcolato male, mi sa. Lo so, lo so. Sì, qui purtroppo non si poteva più tenere questa, Io ho bisognava mangiato e ho andare via. detto, oh no, c'è il cavallo! Sì, bisogna andare via e l'avrebbe salvato, l'avrebbe Sì. salvato. C'era un altro modo per sfruttare questa cosa, fammi vedere. Allora, qui abbiamo 2 Dovevo punti. raddoppiare forse, no? Qui abbiamo 2 punticini. Porca vacca. Che dice il motorino? Forse devo mangiare con l'alfiere. Dice cambio di torri prima. Dice, guarda la barra che era tutta a favore mio. Ah, ok, semplicemente. Semplicemente mi vado a mangiare i pedoncini. Ok, sì, non c'era immediatamente qualcosa di troppo forte. Va bene, ok, dai, queste 2 o 3 partite abbiamo visto, fanno vedere insomma che le aperture le giochi bene, qualche errorino di calcolo capita sempre, ogni tanto lo facciamo noi, ogni tanto lo fanno i nostri avversari, quindi nulla di che.
se riesci a fare un pochettino di tattiche, vedrai che queste ti aiutano moltissimo a giocare un pochettino anche più d'attacco. E volevi chiedermi qualcosa per quanto riguarda qualche Allora, apertura? a me più che altro mi ricordo che dovevo chiederti l'Aliekin. Praticamente a me succede, esatto, cavallo, quando c'è la spinta e io vado con il cavallo in D5, bravo. Esatto, proprio lì che volevo arrivare. Qui non c'è lo studio su di chess, quindi me lo sono visto un po' un attimo io, però guardando le mosse migliori, però. E c'è Ok. quell'alfiere là, poi sì, chiaro, sposta il cavallo, lui sposta l'alfiere di là, e poi, boh, oppure tante volte, magari invece fanno prima il pedone in D4, E poi ti arrivano con l'alfiere. io muovo il pedone come da studio in C5 e invece mi arrivano con l'alfiere e io dico, oh Ok. figa. Ok, allora andiamo sullo studio, mi perdonerà il videomaker che sto 1000 volte cambiando 1000 robe e andiamo a creare uno studio alfiere C4 del bianco. Allora, è arrivato il momento di aggiungere un po' quelle linee un po' secondarie, ma che poi in realtà ci giocano. Scusate questo colore mortorio, sto utilizzando per registrare delle robe. Allora, questa sì, questa la fanno perché comunque la loro intenzione è sempre di giocare una sorta di partita italiana, no? Allora, qui puoi giocare in vari modi. Puoi giocare in vari modi. Uno è sostenerlo con E6. Tu dici, ma come E6? Su E6, in caso di cattura, c'ho subito i pedoni doppiati. In realtà poi dopo D6 questo lo cambi e il pedone doppiato ti scompare, quindi come se ti ritrovassi poi col pedone in D5 sorretto poi dal pedone C6. Ok. Quindi questo è il modo più easy, dici ok, non voglio rogne, mi gioco con questo, gioco E6, se non me lo cattura giocherò un giorno D6 e me la gioco così, alfiere 7, il Rocco, me la gioco proprio easy, 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 senza rotture di scatole, ma credo che prima o poi te lo dirà perché te lo darà. Idem se prova anche ad aggiungere magari più pressione in futuro col cavallo. Beh, io qua sposto. Sì, sì, puoi spostarlo in B6, Tempo sul puoi alfiere. provare a giocare in altri modi, puoi provare a tenertelo con C6, anche se è strana, e poi giocare sempre D6, cambiare. Si può giocare in tanti modi, questa non crea paurissima. Ok. Un modo più attivo per giocare è la ritirata solita con tempo su alfiere. Che è quella che faccio sempre quando la Ok, fanno. benissimo. Allora, qui c'è qualche folle che prova questa. Mi è capitato. Ok, però diciamo che se giochi abbastanza Solido dopo. solido dopo, esatto. Cosa vanno? Vanno in B3 per mantenere la Sì, diagonale. sì, Ok, sì, la maggior parte delle volte è così. benissimo. Ma Allora, proprio tipo il 99% delle volte. qui la struttura del dragone la cambierei. Perché se vai di dragone, le case chiare soffrono un pochettino. Perché noi andiamo a mettere i pedoni sul nero. Quindi qui si può giocare anche per andare Il sul dragone al bianco. contrario. Ah no, Al ok. contrario. Credo che anche D5 qui esiste correttamente. Fammi aprire il motore, non vorrei dire una cavolata, sì, D5 è la prima scelta in questa situazione. E ovviamente dopo cattura, come suggeriva il motore, non dragone, altrimenti non abbiamo capito niente, Ah, ok. Madonna. Ok. E quindi qui magari puoi preparare anche un rocco lungo perché la donna è già via, eccetera. Perché qual è la fregatura che se io vado a giocare il mio solito dragoncino è che veramente magari rischio di essere deboluccio, non so, Sì, gioca sparo un così, pochino. Poi è lungo perché devo fare questo, eccetera. ti arriva già Rischio quella. veramente che sì, qui sono costretto a giocare 6, ma non era poi l'impianto che volevo giocare, oppure costretto a giocare di 5. E mi è successo. Ok, ok, quindi il mio consiglio qui su questa è di giocare D5 D5. Va bene, va bene. e quindi ti faranno la presa al varco. Se no ti fanno la presa al varco solito, questa diventa una francese. E lì, sì. E 6 C5, vediamo se anche il motore... no, il motore dice prima di far uscire l'alfiere in F5, Eh prima sì, di perché murarlo. il Ha francese senso, ha soffre. senso.
ha senso, e poi di giocare in quel modo lì. Sì, ci sta, ci sta. Ok, quindi non è una variante che fa particolarmente paura, si gioca Ok, normale, però giustamente bisogna sapere che qui la struttura pedonale era un po' differente. va Ok, bene. poi sicuramente te ne faranno altre, adesso mi vengono in mente altri casi strani, ma qui si possono inventare di tutto. Cavallo C3 subito anche, no? Possono giocare. Non è Qui mai puoi scegliere successa di però questa. catturare D6. Questa non me l'hanno mai fatta. Ok, Al massimo ok. fanno l'altro cavallo in Sì, F3. no, non è granché. Non è granché. Va bene, comunque anche questa si può sempre giocare. Bene, bene. Io direi che ci siamo, abbiamo affilato le armi. Con il Londra sei riuscito un pochettino a fare il forchettone con F4, E3, D4, ti è mai capitato? Ci ho provato, ma sinceramente non mi ricordo perché, ripeto, un po' di giorni che non gioco, quindi... Ok, ok, Però mi ok, ricordo che ci ho ok. provato e in effetti comunque da quando ho quella struttura là, o comunque cerco di fare quella struttura lì, stanno nascendo delle cose molto belle Bene, durante le allora a partite. questo punto direi di farci la nostra partitina. Va bene, Condividi pure lo schermo e vediamo se riusciamo allora. a galoppare verso i 1170 giù di lì. Condividi. Allora, forza, che Vedi? insieme a noi arriveranno i nostri amici. Vedo, ora sì vedo, ma vedo strano, tipo come se stai usando un tablet. Ora vedo tutto. Ok, niente, ora vedo bene. Ok. Vedevo strano. Molto probabilmente magari... No, forse era perché c'era la Ah, esatto. finestra ridotta, ecco. Esatto. Era sicuramente quello. Ok, allora andiamo a fare la nostra 15+10, così Sì. andiamo a commentare e anche i nostri amici che ci seguono potranno fare i loro ragionamenti insieme a noi. Allora, bianco o nero? Bianchi. Bianco. Va Andiamo. bene. Aspetta Gioca subito prima che ti finisce la partita? Sì. Ok. Ok, No, avevo tolto il volume del computer perché magari col microfono... ok. Bene. Dove va? Benissimo. Ah, Ok. sì, dai, faccio così. Ah, qui è fondamentale tirare fuori subito il cavallo in C3, bravo, per evitare che lui possa romperti le balle con quella, eh. Quindi, prima ancora di sostenere, forse avrei giocato cavallo C3 subito. Perché se gioca B5 magari se lo tiene. Sì. Poi, comunque non è mortale, però sì. Cavallo C3 quando ti fanno il gambetto di donna accettato è la prima scelta. Ok. Sì. Se ora lui vuole giocare per tenerselo, quel Basta. pedone... Questo essere niente. preso, no? Pam. Cosa fa? Questo c'è cavallo. Se fa questa, La mia mangio di domanda, aspetta prima di alfiere. prenderlo, la mia Sì, domanda è: sì, vuoi sì, dare sì. via quell'alfiere? No, non vorrei. Non vorrei. Ok, ti riprenderesti il pedone, però cavoli, Cioè, quell'alfierone è volendo c'è tanta anche roba. questa, mi sa, perché lui non ha niente per Per difendere, fermare. eh? Se non erro, non ha niente, no? Perché questo pedone non è uscito e quindi non ha questa per bloccarmi l'alfiere. Non ha Quindi proprio nessuna difesa. se io faccio questa, lui cosa può fare per bloccare poi il prossimo punto lì? Niente. Sì, Ma che c'ha due modi per difenderlo. questo? Uno è quello, e l'altro, che è quello più famoso. No. Ah, questo. Cavallo all'esterno, sì. Quindi devi fare prima questa. Quindi, sì. Ok, gioca pure tranquillo. Scusa, ogni tanto mi viene da dirti le cose solo per farti Fatto vedere la bene. scacchiera in altri modi, però gioca tranquillissimo. Sì. E che c'è? Io mi sa che sviluppo.
So che questa in realtà probabilmente era la migliore. Ok, quando vuoi farla, penso che la potrai fare. Adesso la facciamo. Sì, lui si è un po' incasinato con quell'alfiere 6, si è incasinato lo sviluppo. Cosa vuole fare con questa mossa? Vuole il cambio, vuole il cambio. Io forse qua prima gli darei scacco. Mhm. C'ha questa, no? Sì, sicuro Vediamo se farà la fa. quella. E poi posso fare questo. Ah, Mm. certo. A questo punto però io ti mangio. Però se tu mangi, mizzica. Mizzica. Fare anche questa, eh? Esatto, il vero motivo di quel cavallo era per mangiarti l'alfiere. Fare anche quella. A questo punto sposto l'alfiere. Vado di cavallo, questa cosa è orribile. Sì, Quindi dai, va spostiamo bene. l'alfiere. Ok, penso che si terrà quel pedone adesso con B5, se lo prova a tenere. Oh, finalmente abbiamo trovato un avversario che ragiona un attimino. In genere sono tutti dei grandi giocatori. Eccolo. Ok, cambio del cavallo. Beh, qui ti ha fatto un favore, secondo me. Adesso farà questa. Sì, deve farlo. Eccola. Qui dove andiamo? Ok, trova la casella Questa è migliore per debole, quella eh? donna. Mhm. Devo tornare indietro. Quello che sto pensando se andare qui o qui. Questo è sospeso, quindi andrei qua forse. Sì, ok, sono d'accordo. Punto debole. Ok, dovrebbe sviluppare un po' i pezzi. Sì, lui vorrebbe cambiarmi col cavallo, a me fa solo un favore. Io posso anche arroccare corto, entrare in fianchetto, comincio già a fargli una prima pressione qua. Se vuoi entrare in fianchetto, questa no. Per ora. Arrocco. Mm. Eh. Allora, lui è +1, quindi dovremmo evitare i cambi. Sono d'accordo. Questa com'è? Non è male. Secondo me non è male questa. Buona, attacco doppio. Attacco doppio perché tanto poi anche se lui viene
ad attaccarmi donna e alfiere, vabbè, io c'ho questa. Sì, ti riprendi il Sì. pedoncino. Ottimo. Come sempre i pezzi sospesi danno sempre possibilità. Bravo, ho un bell'occhio. Mi aspetto un cambio di cavallo, cambio e poi in teoria si dovrebbe difendere quel pedone. Sì. L'unica per salvare tutte e due. Sì, sì. Se cambia, con cosa catturi? Scambia con l'alfiere. Metto in gioco. Giusto, giusto. Tolgo la donna e È giù. giusto, è giusto. Questo è del Singapore. Benjamin. Ok. Ok, come lo difenderà con la torre? Probabile. Sicuro. Probabile. Ok, esatto. È il momento di giocare. Prima di fare quella, però, forse farei questa. Anzi, no, neanche, perché se io faccio così, lui non è costretto a mangiare, può spingere, e se io rimangio con questo, qua si apre. Se no posso mangiare anche con la torre. Però così cadono due pedoni, no? Tac e tac. Se spinge. Se non spinge, quella torre rimarrà su C a vita? No, la spostiamo. Ok. Però così non lo invoglio a spingere, ma a mangiarmi. Per forza. Devo farla prima. Quello fermo come lo Sì. tolgo? Sì, è stata un po' lentina questa manovra di torre C1. Cioè, è meglio avere un occhio di riguardo che uno in meno, Però, Vedi, questi qua sono i miei problemi. E diagonali così immense, ok. faccio veramente fatica a vederle ogni Vedrai su volta. scacchiera fisica che divertimento, queste diagonali così lunghe. Va bene, dai, deve arroccare, no? Cavallo F6 prima e poi arrocca. Che nervi. Ok, quale lato della scacchiera vogliamo attaccare? Noi dovremmo attaccare di qua, chiaramente. Se Però il c'ho tre pedone C pezzi di era qui. libero, se il pedone C era libero ti dicevo di sì. In realtà adesso è proprio la struttura pedonale a cuneo. E se proprio uno di quelli si deve spingere, secondo me quello mobile è quello E. Ok. E quindi se quello è mobile, andando su, la freccia cambierà dimensione. Sì. Io comunque pensavo al lato di re perché ho 1, 2, 3. Sì, direi Quindi di sì. comunque io avrei spostato. Ma questo non qua. Non so se spostarlo qui. Eh sì, dai, comincio già a puntargli un punto debole, no? Adesso tanto lui arroccherà, Ok, le invoglia ad arroccare. però può arrivargli questa. Ok, cose immediate sono sempre più forti. Cose immediate sono sempre Ok, più tu vuoi fare quel forti. giochino lì, lui cosa ti fa? Prova a calcolare, giochi alfiere F4. Cosa ti gioca?
Cavallo sicuro. Devi togliere la donna, dove la togli? La togli indietro, poi gli dai il tempo per esempio di spostare il re ed è finito il giochino. Sì. Però gli arriva questa, no, perché c'è il cavallo. Quindi, forse mi sa che donna era meglio qua. No, perché c'era la sua. Posso fare questa. Mhm. Minaccio su donna, lui potrebbe fare questa. Non penso farà questa, farà questa. Potrebbe farlo. Però nel caso poi dopo c'è questa. Ma Ok, questa è carina. Può tornare indietro anche con l'alfiere, eh? Però se torni indietro con l'alfieri magari le meglio, torri, è perfetto. le torri hanno un po' di respiro. Torno indietro con l'alfiere, facciamo subito questa. Così dopo questa c'è pure qui. Diventa 3 isole pedonali. Ok, se mette il cavallo a difesa si autoinchioda. Penso che sia buona per te. Sento il cavallo a difesa, si autoinchioda e posso fargli questa. Che non può mangiare, no? Ok, ha tolto la donna. Ha tolto la donna. Ma penso a te. So. Se io faccio questo, lui farà questo. 100%. A questo punto faccio così. Sai che può avere? Ah, il doppio qua? No, perché c'è questa. Sembra tutto a posto. Sembra tutto a posto. Vediamo se perdo. Ok, vuoi fare alfiere H6, giusto? Mhm, mhm. Ok. Sì. Chiaramente perde un pezzo. Perde un pedone. Se fa questa, fantastico. Mhm, sì. Per lì non si muove più. Su questa subito e poi queste. Mm. Ah, Mm, così. Io qua mangio. È brutta questa. no, è buona, ma credo che la tua minaccia era più forte ancora, sai? Alfiere H6 subito. Sì, minaccia di matto. Forse la tua era più forte, ma anche questa è buona, perché adesso minaccia anche altro. Sì, non ha capito cosa volevi fare tu con l'alfiere. Ah sì? Mm, Perché questa? ok, mosse incomprensibili, davvero. Ah, ti ha chiuso la torre. Ok. Adesso arriva questa. Eh sì, devi giocare G6. Per forza.
Sì, non ci L'unica. sono altre. E poi su questa io farei questa qui. Lui non mangerà mai, teoricamente. Se io mangio, mangerà così. Cosa cambia? Forse questa. Bloccargli il cavallo. Non è male. Mm. E su questa? Ma che poi da 1 ora e mezza che sarà questo pedone qui. Da che mossa è? Madò. Tranquillo, sì. Questa è tattica, questa c'è però, questa c'è per forza. Quella c'è. Però cosa fa? Qui è unica, no? Perdi un pedone. E se vai in B7, domanda. In B7. Se va in B7 io gli mangio l'alfiere con tempo su Giusto. donna. Giusto. Che se mangio qua lui mangia donna Giusto, giusto. Sì, credo di 8, no? Di 8 a 7. B8 anche, Bologna 8. andrà qua. Ok, dopodiché? Questa è bellissima. Sposta ancora. Bellissima no, però. E dopodiché io cambierei veramente le torri. O forse no. Forse aspetterei che mi mangia lui così ho l'alfiere qua. Gli cambio sto benedetto cavallo. E qui può andare qui nel caso, no? È l'unica. Mi sa che è l'unica. Ok, qua c'è un botto di roba. Perché stavo pensando, torni Calcola dietro con bene. l'alfiere. Torni dietro con l'alfiere. E lui si deve spostare di nuovo. E mi sa che andrà qua, perché sennò si prende la scoperta, chiaramente, d'alfiere. Mhm. E però cosa cambia? Cioè comunque dopo io mangio e lui mangia e cambia ben poco. Però se io mangio qua, lui mangia qua, io mangio qua. Perché tanto lui al massimo fa così, no? C'è un doppio attacco, no? No. Cavolo, che questo pedone qua è inchiodato. Dimmi cosa ti turba. Che questo pedone qua è inchiodato. Quindi questa chiama. Però lui può mangiarmi così. Sì. Capito? Quindi ci sarebbe questa. Però lui può mangiarmi di alfiere. Di alfiere, di cavallo. Magari ti mangia di torre e poi fare Se il invece giochino. mi mangia di torre, gli faccio il giochino. Quindi materiale suona +1. Io i cambi li farei, sinceramente. Sì, ma alfiere per torre sai che è un guadagno tuo, no?
Sì, a livello di cioè di Sì. P3 più 5 sì, però questo alfiere qua era fortissimo. No, non ci avrei La sua pensato torre tu 2 non secondi a prendere. No, prendi okay. proprio easy. E questa torre non faceva nulla, il mio alfiere invece era fortissimo. No, no, è vero, questo è vero, Però in situazioni di questo tipo, una Non si fa questa. torricciola sì, credo che vada di torre, guarda, non so perché ho questo sentore. Io lo Perché il spero, ma cavallo questo lì qui cosa fa? questo pensa, Ma no, sposta ma bene. il cavallo lì guardi, dice: "Ma che futuro ha lì il cavallo? Ora vado di torre". Secondo me no, secondo me va di cavallo. 100 Allora per io ci 100. gioco 50 € che va di torre. No, io no. Amici, cosa ci scommettete? Va di torre. E invece andò di re. Cioè, no, Hai visto? Cosa ti dice zio Christian? io pensavo fosse un cheater, invece no. Cosa ti dice zio Christian? Devi solo ascoltare. Invece no. Niente, basta, penso ci sia l'abbandono qui. Sì, deve abbandonare, ma Non lo ho farà. l'idea che questo se la gioca fino in fondo. Sì. Anche perché io non sono un gran maestro, quindi in realtà potrei sbagliare. Mi farebbe solo un favore se abbandonassi. Occhio a quel cavallo, questa è l'unica cosa che mi viene da dirti. Sì. Mica ti fa un doppio re donna, qualcosa di Sì, sì. strano. Però per ora mi sembra abbastanza Sì, abbastanza bloccato, fuori no, gioco, sì, sì. cioè può andare solo qui e qui. Sì, sì, Sì sì. vabbè, qui. Basta perché qua è bloccato, qua è bloccato. Infatti, eccolo. Io ti sposto la regina. Ah, tu vuoi fare questa? Eh sì, certo. Questa ha poche case. Se ti faccio questa? Dove puoi andare? Qui? No. No, perché questa in uno dei tuoi video 2 caselle davanti al cavallo, l'alfiere lo giostra perfettamente. Non può andare da nessuna parte. Ottimo, ottimo. Lo manovra, cosa dicevi? Sì, Sì, andrà indietro per forza. sì. Ottimo, ottimo che sei ricordato di questa cosa fantastica. Sì, glielo a Sì, chi è sì, che si chiama gliel'avevi proprio detto? dominazione Dominazione, ecco. A Stefano dell'alfiere sui però, era nei cavalli. video di Stefano. Nei arrivo 0 to 1000, 500 to 1000 lì. Infatti quando vedi quel video, dici domina il cavallo, faccio: "Oh, madonna, ma è troppo vero, è incredibile". E da quel momento volevo sempre l'alfiere cavallo, perché magari riuscivo a portare il cavallo a Sì. a bordo scacchiera, gli mettevo l'alfiere lì, basta, non faceva più niente. Ah, Qui devo perdere pure un tempo per come blocco quel pedone? Devo Dimmi che farla. questa non è micidiale come mossa. Sai che mi sa di sì. No, ti prego, non è possibile. Cioè, non è possibile. Sì, perché c'è questa, no, Catturi c'è la lui minaccia di matto. cattura e c'è la minaccia di matto, io devo fare lo spazio al re, io posso magari andare di qua Spazio il re. per avvicinarmi qui, Lui no, spinge il pedone però lui spinge, e non glielo fermi. Porca vacca, non ci posso credere. cioè dai come l'ha C'è trovata. presente Giovanni di Aldo Giovanni Giacomo? Ma si sta ribaltando la situazione. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Porca vacca, beh, questo si chiama botta di... Bastardone. C'è anche il cavallo sotto in tutto ciò, ma è assurdo. Ma come l'ha trovata? Ma come l'ha trovata?
E questo è uno sì che pensa, è strano, c'ha uno stile di gioco strano, devo dire la verità. 3.40. Però, Allora, scusa, se io mangio, non gli faccio lo spazio al re. muori. No, sì, certo, perché sei venuto qua e sotto dal cavallo, dai. Abbiamo visto sta roba qui, ma non ci credo minimamente. Tu mi puzzi. Dai, vediamo un Mi po' sa che l'unica è Stockfish questa. 17 se riesce a batterti. Mi sa di sì. Quindi mi sa che... Allora, ok, non si può prendere, gioca, abbiamo 3 minuti, gioca qualcosina. E niente, gli faccio anche io il doppio attacco. Questa e La questa. fregatura è che ora c'è la torre sospesa. Torre sospesa, se te l'attacca, cosa fai? Come fa a attaccarmela così? Te l'attacca, devi andare via dalla colonna C e lui spinge Sì. ancora Dai. e promuove. Eccolo qua. C'è. Ma... Sto malissimo, te lo giuro. Guarda. Metti la difesa da qualcuno con la povera torre, sono Guarda. sempre... Io faccio... no, però se la metto qua lui spinge. no, vicino al re devi metterla, l'unica. Per forza qui. Cioè, Ma guarda te che va a finire che... Ma io ci credo. Sì, bravo, complimenti. Niente, devo dargli la qualità. Rimaniamo regina e torre contro sì, alfiere sì. e Sì, don. sì, Sì, è andrà così. Andrà l'unica. così. L'unica. Va bene. Niente. Dai, Ok. pezzo di merda. Beh, qua metti il beep. Se ne caso. Sei sicuro di questa? No! Dovevi fartela mangiare tu, così il re usciva. Figlio di Andrea. Ok. Vediamo, perché questa è istruttiva. Certo, contro Stockfish. Allora, non so come abbia fatto a vedere quella. O è stata la mossa della disperazione? O veramente non lo so. Ci ho chiesto il controllo, non so Scusami. se... Conferma. Ok. Allora, vediamo questa partitina. Qui ci sono alcune cosucce da dire. Mi devo rifare rispetto all'ultima volta. Allora, gambetto accettato. Si gioca sempre subito cavallo C3, anche perché ho visto anche robe di questo tipo che rompono anche le scatole. Quindi si gioca subito cavallo C3 per evitare questa. Se lui Sì, non ha sì. questa, allora cosa succede? Tu così gliela eviti, ma se ti fa una roba così, secondo te cosa vuole fare? Vuole spingere Come quel... si evita questa? Perché se la fa, buonanotte, non ripigli più il pedone. Come si evita quella? Sì, c'è solo un modo. Addirittura c'è un modo. Ah sì, A4. Esatto. Quindi non aver paura e dici, ma siamo in apertura, sto giocando a 4. È l'unica. Sì. È l'unica. E questa non funziona perché dici, allora io lo supporto 1000 volte perché tu giochi qualsiasi cosa. E su questa non funziona perché c'è questa. Non può catturare con questo perché il pedone è inchiodato. E se cattura con questo c'è questo, il pedone è Sì, sempre perché inchiodato. tanto sempre... Sì. Quindi ricordati cavallo C3 subito, e se prova a fare questo giochino di tenerlo glielo devi stoppare subito a 4, se no se lo tiene a vita quel pedone. Ok? Io ho fatto un errore madornale, chissà dov'è. Allora, Mi dà un blunder. adesso lo andiamo a vedere. Allora, qui forse ti ho influenzato, perché tu, se non c'ero io, avresti giocato sicuro questa. Sì. E poi, non so, se faceva così, lo mangiavi così, si metteva il cavallo, cambiavate gli alfieri. Ti ho frenato subito perché quello è l'alfiere più bello che abbiamo, e ti faccio vedere un altro modo per prenderti questo senza dover dare l'alfiere. C'è questa manovra qui, questa
e questa e questa. Quindi quel pedoncino normalmente lo si cattura così, o mal che vada il cavallo può andare anche in D2 per catturarlo, però diciamo poi si cambia il solfiere con il nostro cavallo e alla fine abbiamo qui l'alfiere bellissimo qui. Ok? Ok. Quindi anche uscire con la donna tante volte, poi ti ritrovi la donna qui che magari questo sarebbe lo spazio per l'alfiere, ti rompe un po' le scatole. Invece questa manovretta qui ricordata che ti riprendi il pedone con buone possibilità. Ok, e qui sì, qui in realtà l'attacco vero era sull'alfiere. Scacco. E a questo punto forse conveniva prenderselo anche se quelli diventava bruttissimo. Ma se prendevo poi mi faceva la scoperta di alfiere. Aspetta. Ah no, perdonami, scusami, no, che stupido, no, non si poteva prendere, hai ragione. No, non si poteva prendere. Come non detto, scherzavo tantissimo. Cattura, B5, donna C2, qui tutto perfetto. Ecco, qui un punto importantissimo, forse ti è venuto subito spontaneo giocare alfiere 2 per sviluppare ed arroccare. Il problema è che Oh, scusa, vero. non glielo puoi scacciare tutto. No, forse c'era cavallo E5. Esatto, cavallo E5. Più attiva. Mannaggia. Più attiva e tempo sul solfiere, tempo sul pedone debole che non gli fa sviluppare il cavallo. Questa era molto forte. E la fregatura è che qui tu non potrai mai togliere il cavallo, se no ti cambia gli alfieri. Questa è la fregatura. Ed essendo sotto di un pedone è un po' una doppia fregatura questa. Ok, non è che ti ha fatto perdere la partita questa roba, anzi tutt'altro. Ok, ecco, qui secondo me occorreva un piano di gioco. Siamo arrivati in un punto dove le mosse facili sono finite, occorre un piano di gioco. I tuoi alfierini puntano benissimo qui. Mhm. Però come ti dicevo, secondo me i tuoi pedoni non dicono tanto di andare di qui, perché questo è in contraddizione. Se questo era qui, ti dicevo sì, gioca sulla donna tutta la vita. Ma secondo me il pedone libero è E, quindi diventerà più una roba di questo tipo. Quindi è probabile l'attacco sull'ala di re. Questo da solo credo che non riesca a fare nulla come spinta di rottura, perché lui è anche a 6, non fa nulla. Quindi non so se... Ma una volta cambiato ho la colonna libera io. Sì, ma se invece... Ah no, perché lui si sdoppia i pedoni. no, si sdoppia i pedoni, sì, no, forse cadeva questa, no? Se tu facevi così, lui giocava a Ah sì. 6. Sì. Forse sì, avevi la colonna libera, forse sì, un gioco sì ce l'avevi qui sulla lei donna. E questo semmai l'avrei messa in B. L'hai messa in C perché non volevi che dopo questa lui potesse spingere, giusto? Ma in realtà se spingeva questo diventava debolissimo. Quindi Sì, questo perché te lo saresti preso alla grande proprio, cioè bastava un semplice alfiere 2. Sì, ma anche solo torre B4 e c'era l'attacco poi sul C4. Sì. Quindi questo è un po' passivo. Quando vedi queste mosse un po' così, abbiamo uno stile di gioco molto simile. Anch'io all'inizio facevo queste robe qui. E poi mi sono domandato, ma se fossi il campione del mondo di scacchi, la farebbe sta mossa qui? Se si attivassi il motore, la metterebbe questo motore? Cioè, già lo sapevo che dentro di me non era, però la facevo lo stesso. E quindi qui bisogna trovare qualcosa. Cosa? Molto difficile da dire, onestamente. Onestamente molto difficile. Bisogna rimanovrare un po' qui i pezzi, perché sennò non riescono ad uscire. Non riescono ad uscire. Qui probabilmente cercherei di sfondare anche con... non lo so, sto provando a crearmi delle cose, tipo donna che se ne va via da qualche parte, fine che se ne va via, magari supporto anche F3 e 4, non so, provare anche a spingere in questo modo. Perché solo coi pezzi, giocare solo coi 3 pezzi, la vedo dura a creare qualcosa. Anche perché andrebbero rimanovrati, perché adesso in effetti puntano sull'ala di donna. Quindi è difficile, qui poche idee, sincero. Dopo attiverei il motore perché qui onestamente non ho idee concrete, non ho un piano di gioco concreto. Toglierei per provare a giocare in questo modo. Ok. Per C1, ok, sì, qui
pochettino così. Donna G4, ok, arrocco, e qui c'è stato questo tentativo di rimanovrare rimanovrare l'alfiere. l'alfierino, sì. Stavo cercando di capire se c'erano margini per fare questa solita, oppure, ecco, qui forse c'era qualcosa di carino, che tu poi avevi pensato anche di mettere la donna in H3, mi ricordo che dicevi, Sì, però io vedo il re senza il cavallo, che è il più grande difensore, ormai lo questo sappiamo, dell'arrocco. e il piano che avevi detto tu quando lui ha spinto G6, ma farlo subito. Perché solo di pezzi, secondo me, qui non si riesce a creare qualcosa di concreto. Forse se c'avevi un cavallo sì, ma solo con questi due alfieri sono un po' goffi, non riescono a... se metti questo qui ti arriva F5. Sì, qui ci vuole il supporto di qualche pedone per sfondare un po'. Fiera H4, toglie la donna. Qui lui non vede la manovra, forse si poteva fare subito. Forse qui si poteva fare anche subito perché c'è la minaccia di matto in una. Ma va bene, qui c'è anche questa minaccia, quindi va bene. Sì, ho visto dopo 8 manovre. Ok, niente, qui stavi da Dio. Qui stavi da Dio. Questa senza ombra di dubbio. Ok, ora, dopo la vediamo. Forse non è che il blunder è questo. Adesso la analizziamo col motore. Qui sfido qualsiasi giocatore di qualsiasi livello, ma di qualsiasi livello, dai, forse i maestri messi internazionali. A non giocarla. Ma no, in una partita con 5 minuti che ti rimangono, dai, su. Cioè, porca vacca, ci vuole a capire che lui ha 2 tempi gratis. Porca vacca. E qui. Ok, facciamo il game review, vediamo cosa si poteva fare. Forse non Dovevo andava prima, preso. forse Poteva dovevo prendere il prima cavallo. spostare la Cioè, donna. sì, Dovevo prima spostare la donna e togliere lì quella diagonale lì del cavallo, perché lui aveva sì, solo due caselle dove poteva andare, no? Che avevo detto, porca tra vacca. l'altro. Sì, Se io avessi messo la donna su quella diagonale, basta. Cioè, a quel punto potevo prenderla. Un attimo che attacco le cuffie perché sì. non vorrei che rimaniamo senza audio alla fine. Allora, vediamo un po' cosa ci dice l'amico Fritz. E sta mettendo un sacco a caricare. Allora, analisi. Allora. Ok, va bene tutto. Arrocco, questo è un errore. No, la barra del bianco è super mia. Ah no, Cavallo D7, donna qui, giustissima. Sì, questa un pochettino sì. mamma mia Allora, come qui c'è sfida la sempre barra. A4, Bene, l'avevo calcolato, devo farla prima. A3 non l'avrei mai giocata, neanche alfiere E5 che sta consigliando in questo momento come terza scelta, ma l'unica che mantiene il vantaggio del bianco è A4. H4, sì, era l'unico piano qui. Purtroppo H4 e 4 era l'altra per cercare di avanzare un pochettino, e alfiere F4 era poi il piano che hai fatto tu, no? Solo che forse Sì, noi l'abbiamo fatta un pochettino più lunga, con F4, con alfiere F4 arrivai prima. diretta. Però sì, perché purtroppo solo coi pezzi qui non si riesce a far nulla. Urgeva H4. Ok. Va bene. Ah sì, ok, questa mossa qui, no? Che ti dice che avevi... Aspetta, cosa avevi qui? Mossa mancata perché avevi subito questa, vabbè. L'hai fatta dopo. Questa è semplicemente più immediata. Vabbè, c'è cascato uguale. Ok. Arrivati a questo punto, qui devi giocare torre per E6, perché? Perché ti Perché dopo... riprendevi il pezzo.
Sì, è un +4 rispetto a e un due +5. pedoni. Era un 5 contro 5. Ah no, era un 5. Ah sì. Erano 5 punti per 5 punti. Questa qui forse ti ha fatto. Vabbè, dai. Tra l'altro, vantaggio ancora del bianco. Qui lui cosa ha giocato? Cavallo F6. Cavallo. Cavallo F6 ha giocato. Ha La giocato mossa cavallo migliore. F6 perché se faceva questa vincevi. Perché ora non essendoci il cavallo, la regina tornava in difesa con donna E4. Sì. Quindi ha trovato questa bellissima cavallo F6 e qui cosa bisognava giocare? Cambio di donne. Ma mi sembra assurdo. Donna qui. Invece donna G3. Ha cambiato totalmente. Ah, donna G3 è il cambio di donne. Cioè cambio di donne, guadagnavi. No, perché? Sì, è che non ti può catturare qui perché... No, infatti mi No, ti cattura la può donna. comunque catturare prima lui la donna, però alla fine Dopo la dice... bianca. no, scusa. Io catturo Sì, e lui cattura. sì. Sì, il re forse fa in tempo ad avvicinarsi. Porca vacca. Invece come è andata con noi... E comunque non c'è questo grandissimo... Vedi? Cioè comunque è 0,3. Ah, certo. Mamma mia, Ecco mamma dov'è mia. l'errore, vedi? Mamma mia, c'era il modo per svangarsene in qualche modo. Cavallo lui avrebbe dovuto giocare. E qui Cavallo c'era la regina, basta, se tu spingevi... parità. Porca vacca. È incredibile come le soluzioni ci sono sempre, ma uno non le vede. vabbè. Vabbè, erano complicate queste cose, eh. Erano complicate, poco umane, però anche la partita più vinta si può ribaltare. E questa ne è la conferma. Patrick, non demordere, ogni tanto un po' di fortuna aiuta anche i nostri avversari, poi noi non abbiamo trovato la difesa migliore, Sì. però abbiamo imparato una cosa importante: quando ci prendono quel pedone il gambetto di donna, come rispondere. Cavallo Sì, C3 cavallo, subito, per evitare che lui consolidi con B5, se no buonanotte, e se immediatamente. poi prova a consolidare comunque c'è A4 che lo stoppa Sì, definitivamente. E lì va bene. poi quel pedone te lo vai a prendere con l'altro cavallo anziché con l'alfiere, perché l'alfiere ce lo togliamo. Va bene. Patrick, buon lavoro, buon divertimento, avrai gli occhi seguiti da parte dei nostri amici che ti guarderanno le partite, quindi occhio alle Speriamo di migliorare cappellate. un po', mannaggia. Dai, che i 1200 sono alle porte. 1200 sono alle porte. E bene, ci vediamo nella prossima puntata. Ciao Alla amici, ciao prossima. Patrick. Ciao a tutti. Ciao Ciao. Cristian.